nessun compagno e Manni la può far sua, rischia un passaggio sul quale arriva Feula che la mette al centro, l'appoggio, subito arriva il gol della Roma Calcio a 8, ha segnato Pisapia, ha sbloccato il match 1-0, ma sul rilancio lungo c'è Oliva che riesce a mantenere il possesso del pallone, prova a calciare in porta, la sfera arriva nei piedi di Pisapia che libera il destro, ma la sua conclusione termina di molto a lato dalla porta difesa da Boni. Giocata su Starace che va in avanti a cercare Giuliani, mette il piede Giuliani, vince il contrasto, poi appoggia su Alaimo, sfera recuperata da Pisapia con un ottimo intervento da dietro. Tuta, parte Feula, è una finta, va Pisapia, la sfera è deviata e si spegne sul fondo. Mazzesi in scivolata usa le sue lunghe leve per toccare il pallone. Pisapia, libera il mancino Pisapia, ci mette le mani Boni da Sarri, ma la sfera termina fuori, rimessa dal fondo, quindi per Gabriele che la gioca proprio su Oliva. Pisapia, salta un uomo Pisapia, poi è costretto a fermarsi per cercare uno spazio.